Tempi e classifiche ufficiose al momento dell'arrivo, lo ricordiamo, così come i tempi visualizzati sul maxi schermo saranno poi confermati e ufficializzati dai cronometristi, dal giudice arbitro della manifestazione e di conseguenza messi ufficialmente sul maxi schermo. (32.04) il passaggio nei primi 50 metri di Azzurra Petrini. Al comando dalla quinta corsia l'atleta dello Sporting Club Noale. Metà gara dal dorso si vira per la frazione a rana, ancora al comando Azzurra Petrini, 1.13.78 di passaggio. Per la seconda batteria in programma sono ai blocchi di partenza Federica Avon, Ginnasium Pordenone in 1, Consuelo Ciman, Leo Sport in 2. In corsia 3 Verdiana Bianco, Ranazzurra in 4, Tali Lemkov, Opel, Dolphin. In corsia 5 Katia Cagnato, Veneto Banca Montebelluna. In corsia 6 Shiraz Giladi, Opel, Dolphin. In corsia 7 Valentina Rigo, Leo Sport. In 8 Giulia Gestri per la Futura Club I Cavalieri. 1.56.73 Petrini ancora a condurre per le due vasche finali a stile libero. Deciso il margine di vantaggio per lei, atleta classe 2000, accreditata di 2.36.60, dovrebbe imporsi con il proprio primato personale e ci riesce in 2.32.34 Azzurra Petrini, Sporting Club Noale. Gesualdi 2.37.04, Foglietta 2.37.58.